Ancora una sconfitta per l'Akragas, la quarta stagionale e la prima dell'era Rigoli, su un campo dove i padroni di casa non avevano mai ancora assaporato la prima vittoria casalinga. Una gara per certi aspetti strana, equilibrata e decisa freddamente dagli 11 metri da Aperi al 53esimo per un presunto fallo in aria a Cregantina. 9 G ad Akragas si sono presentati in campo molto guardinghe, con qualche sortita in contropiedi. Primo tempo privo di emozioni, con alcune azioni degne di nota, con tiri finali però fuori misura, di Calafiore, Grillo, Aperi, lo fase su punizione, mentre al 42esimo un assolo di Calafiore a tu per tu con il portiere ospite Dregan tira alto. Ad inizio ripresa Pino Rigole cambia lo faso con Meola, mentre Di Gaetano effettua un paio di sostituzioni per dare maggiore impulso alla prima linea. E così al 53esimo arriva il gol vittoria di Aperi. Tutto scaturisce da un atterramento del velocissimo Calafiore che si incugna in area avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri Aperi supera il portiere Dregan. L'Akragas tenta di reagire con Grillo al 66esimo e al 75esimo con un tiro che si alza un po' troppo la traversa. Al 67esimo occasionissima per l'Akragas con Da Silva che da posizione ravvicinata di testa non riesce a realizzare il gol del pari. Risponde la Norvegia con di piedi e all'84esimo di testa, ma il portiere Dregan si supera ed evita la seconda marcatura. Dopo 5 minuti di recupero si concludono le ostilità. Akragas che ritorna in ultima posizione, mentre la nuova Igeda si gode il quarto posto in classifica generale. Ed ora la dichiarazione di mister Pino Rigole a conclusione di questo match sfortunato. Guarda, è stata una gara di equilibrio dove l'episodio ha spezzato quell'equilibrio, quindi chi vince ha ragione e quindi noi sapevamo che non avevamo risolto tutti i nostri problemi, sicuramente ce ne abbiamo tanti di problemi che dobbiamo cercare di risolvere. E oggi era una partita che doveva dare continuità alla partita di domenica scorsa contro la San Cataldese e francamente sotto l'aspetto dell'atteggiamento sicuramente abbiamo fatto qualche passo indietro e quindi dobbiamo un po' rivedere quelle che sono state delle situazioni che abbiamo fatto in settimana e quindi dobbiamo cercare di riprenderci perché domenica abbiamo una partita in casa importante, ma non importante perché arriva la squadra che ospitiamo, che è la Scafatese, ma è importante perché sicuramente abbiamo una classifica deficitaria e dobbiamo cercare di rimetterci in linea con quelli che sono il nostro obiettivo, che è quello di salvarci. Avete preparato la partita con un atteggiamento all'inizio, sembravate più spavaldi, poi vi siete un po' chiusi nella seconda parte del primo tempo, era questa la partita che avevate preparato? Ho preparato una partita in funzione delle nostre caratteristiche e delle caratteristiche delle GA Virtus. Devo dire che la partita secondo me poteva durare fino a domani e se non c'era quell'episodio del rigore secondo me molto ma molto dubbio dove l'arbitro è stato molto magnanime, però se l'arbitro l'ha fischiato vuol dire che ha ritenuto giusto dare il calcio di rigore, magari lo rivedrò e magari mi cambierò idea, ma io ero a pochi metri e mi è sembrato uno spalla a spalla che anche Calafiore mi ha detto che il calcio di rigore non esiste, però dico, alla fine chi vince ha ragione. Ha avuto un'occasione importante dopo l'1-0, peccato perché poteva essere davvero anche lì l'occasione per cambiare il finale di questa gara. Sì, abbiamo avuto una palla con Rechichi che non l'abbiamo sfruttato bene, ma devo dire che all'inizio del primo tempo abbiamo creato qualche situazione che se i miei giocatori magari invece di entrare in porta con la palla avessero tirato, possibilmente c'è il portiere che para, attenzione, però possibilmente il tiro della domenica e facciamo gol, cosa che non è successa. Grazie.